Una raccolta fondi per gli orfani della Marmolada. È questa l'iniziativa dei gruppi CAI e dei comuni di Castelfranco e di Cittadella, che hanno avviato appunto una raccolta fondi per Karen ed Ettore Miotti, i figli dei coniugi di Cittadella uccisi dal crollo del Seracco sulla Marmolada. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è giovedì 14 luglio 2022, io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno riguarda il disastro, la strage della Marmolada. È partita già ieri sul portale retedeldono.it una raccolta fondi, un crowdfunding che punta a raggiungere la cifra di 50.000 euro. I primi soldi sono stati versati dalle associazioni alpinistiche. L'obiettivo è aiutare i figli di Davide Miotti ed Erika Campagnaro, due degli alpinisti rimasti travolti sulla Marmolada. La notizia sul Corriere del Veneto di oggi: orfani della Marmolada, non è stata la montagna a uccidere i miei genitori. Una dichiarazione di Karen, la figlia, che dice non è colpa della montagna. La vicenda: domenica 3 luglio intorno alle 13.45, lo ricordiamo, un seracco di circa 250.000 metri cubi si è staccato dal ghiacciaio della Marmolada sopra Pian dei Fiacconi, travolgendo le cordate che stavano rientrando dalla cima. 11 persone sono morte sotto la valanga di ghiaccio, sassi e detriti, 8 sono rimaste ferite, una è ancora grave. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, il titolo è diverso: le ceneri di Erika e Davide sulla montagna che amavano. Una proposta questa, e il desiderio della famiglia naturalmente di vedere disperse le ceneri di Erika e Davide proprio sulla montagna, sulla Marmolada. La montagna era fonte di vita per Davide e mia sorella, noi vogliamo tenere questo ricordo legato anche a loro. Per i funerali non sappiamo ancora nulla, ma non è escluso che si possa decidere di spargere le loro ceneri sulla Marmolada o comunque su quelle cime che tanto amavano, dicono le sorelle di Erika. E poi Cittadella ha avviato una raccolta fondi per i figli della coppia travolta dal ghiacciaio della Marmolada. Manca appunto ancora il nulla osta per i funerali, il desiderio della sorella di lei è farli riposare tra le loro cime. La comunità e il CAI hanno deciso di sostenere economicamente i due ragazzi, obiettivo 50.000 euro. La raccolta fondi è disponibile appunto sul sito www.retedeldono.it. È sufficiente cercare la parola chiave Marmolada e si possono appunto donare dei soldi, delle risorse che saranno indirizzate agli orfani di Erika e Davide, i figli Karen ed Ettore di 24 e 16 anni, con l'obiettivo di aiutarli ad affrontare le difficoltà contingenti e a rendere meno complesso il loro futuro. L'invito naturalmente da parte di Sveglia Veneto è quello di donare per quello che vi è possibile, dare un piccolo contributo alle vittime di questa tragedia, con l'auspicio che simili stragi non si debbano più verificare e che finalmente si decida di intervenire seriamente contro la crisi climatica e per prevenire appunto il cambiamento climatico e le sue tragiche e drammatiche conseguenze. Voltiamo pagina e volta pagina anche Verona, dove torna il Pride. La notizia di oggi è che sarà presente anche il sindaco Damiano Tommasi. La leggiamo sul Corriere di oggi: svolta storica, Verona città aperta, Tommasi ci sarà. Sabato la manifestazione in centro, torna il Gay Pride, via le mozioni omofobe del 1995. La destra naturalmente protesta. Sul Corriere del Veneto una foto di una riunione del sindaco Damiano Tommasi con i promotori del Pride, giovanissimi, una bandiera arcobaleno e tantissimi sorrisi. Sabato l'appuntamento, sabato 16 luglio, tra 2 giorni a Verona. Voltiamo pagina, le Olimpiadi, pesano rincari e ritardi, scrive il Corriere del Veneto.
verso Milano Cortina 2026, un aiuto in arrivo dal governo Draghi. I presidenti delle giunte regionali e i sindaci sarebbero in pressing sul premier, ovvero Mario Draghi, fin quando durerà il suo governo. Costi lievitati, lo Stato deve far parte della fondazione come per Expo. Una lettera quindi un mese fa gli enti locali avevano scritto a Roma sollecitando un'accelerazione sul dossier olimpico, e c'è la dichiarazione di Zaia: in questo momento così particolare il paese ha bisogno di un governo, farlo cadere sarebbe pericoloso. Dichiarazioni agli antipodi rispetto a quelle del segretario della Lega Matteo Salvini, che nelle scorse ore ha fatto sapere che se venisse a mancare il sostegno del Movimento 5 Stelle, come pare si stia verificando, ebbene questo significherebbe la fine del governo e necessariamente il ritorno alle urne. Insomma, come spesso accade, nella Lega ci sono diverse e opposte posizioni, non si capisce questo partito, che poi è il più vecchio partito d'Italia, in quale direzione voglia andare, ma leggiamo la notizia delle Olimpiadi 2026 anche sul Gazzettino di oggi. Milano Cortina, Draghi deve entrare nei giochi, vertice a Palazzo Chigi, i governatori vogliono anche lo Stato nella fondazione. Fontana dice il premier ora deve valutare, Zaia dice sarebbe un ingresso importante. Insomma, si tratta comunque di una ipotesi, una richiesta che fin dall'inizio arrivava dalle regioni e dai sindaci, anche in particolare dal sindaco di Milano, che adesso punta a riproporre il modello Expo di cui faceva parte anche il Ministero dell'Economia. Naturalmente gli enti locali chiedono la partecipazione dello Stato, che sarebbe una partecipazione importante sotto il punto di vista economico. Quando fu lanciata la candidatura, ricorda il Gazzettino, i distinguo dei grillini bloccarono l'intesa con le regioni. Ora però i tempi sono cambiati. Voltiamo ancora pagina. Sul Corriere del Veneto dei dati relativi all'edilizia. Il superbonus traina l'edilizia veneta, ma ora i crediti bloccati fanno paura. Questo è il titolo del Corriere del Veneto, un articolo di Federico Nicoletti che traccia il bilancio del 2021. Secondo l'ANCE, l'associazione dei costruttori, molto positivo, tutti gli indicatori sono in crescita, il nodo cessioni però tiene col fiato sospeso 30.000 lavoratori. Sempre l'ANCE del Veneto sul PNRR dichiara sono 8,3 miliardi di investimenti e si chiede imprese e PA saranno in grado di intercettarli. C'è poi uno specchietto che descrive le fasi della ripartenza, la ripartenza dell'edilizia, del settore dell'edilizia in Veneto. Allora leggiamo: la crisi economica del 2028 e la lenta risalita del settore. Dopo la grave crisi economica del 2008, il comparto edile aveva sofferto un calo della produzione del 40%. L'ultimo anno invece ha segnato il punto più alto della ripresa, partita nel 2017. Sono in crescita sia il numero di lavoratori più 11%, sia gli investimenti migliorati ancora nel 2022. E questo non a caso. Le detrazioni dal 2020 valgono 3,4 miliardi di euro, cioè il super bonus 110% introdotto dal governo Conte 2 nel 2020. Si tratta di detrazioni sugli interventi di efficientamento antisismico, statico ed energetico degli edifici. Ha dato una spinta fortissima al comparto, che ha registrato oltre 24.000 interventi ammessi a detrazione per un valore di 3,4 miliardi di euro, quindi una cifra enorme di risorse pubbliche iniettate direttamente nel settore dell'edilizia. L'opportunità ora del PNRR e le imprese al bivio. Per i costruttori una nuova spinta alla produzione arriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con migliaia di cantieri solo in Veneto, ma si pongono due dubbi: le dimensioni ridotte delle imprese locali rispetto alle concorrenti e la scarsa dotazione di personale negli uffici dei comuni per le pratiche. Insomma, piccolo non è bello. Non lo è più da qualche anno, forse da qualche decennio, ma purtroppo l'economia, la società veneta sono ancora
strutturate e dirette da una classe dirigente che ragiona con questa mentalità ancora, cioè quella del piccolo è bello e che ognuno fa per sé. Purtroppo le conseguenze ci sono e sono dolorose. L'ultima notizia di oggi, una notizia flash curiosa, la troviamo sul Corriere del Veneto di oggi: la siccità asciuga i fiumi, e cosa naturalmente non curiosa ma tragica, ma la curiosità è che affiorano i monumenti, siti monitorati e controllati, quindi ritrovamenti nei fiumi in secca. La siccità ha fatto emergere dai fiumi e dai laghi del Veneto un patrimonio di reperti che fino a questo momento non erano visibili, scrive il Corriere del Veneto. I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia e la soprintendenza monitorano i siti per evitare i furti. Nel fiume Adige sono emerse strutture di età antica e medievale. Ecco, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci molto probabilmente lunedì mattina. A tutte e tutti una buona giornata. Io sono Jack Calcetto e avete ascoltato Sveglia Veneto.